Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore. Su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados dai sos cantadores e dai Bustiano Pilosu. Mario Testoni, de bene tutti, est stato uno de sos fundadores de su gruppu de ballu chi in sos annos ha mantesu sa tradizione de sa idda. Su gruppu est statu formatu in sos annos 80, cando Mario teniat 20 annos, quasi pozzogu. A piottu, questa esperienza de ballu è diventata sempre più seria, con provas cada chida ed esibiziones in bidda e in foral de idda. Mario è stato un appassionato amantioso de su canto a tenore e massimo de su canto a ballu, uno de cuddos chi ha azuato a imparare sos canticos a boghe ballu de bene tutti. Con Bustiano, Mario faedda de sa relazione tra tenore e ballu sardu. Ascoltate Boscommo, sa resonata de Bustiano Pilosu con Mario Testoni. Siamo su in bene tutti che Mario Testone. Salute Mario. A regionare de tenore, che noi si sapunna nostra este su tenore. Però isco che due, Mario, tu sei occupato bruscattero de ballu, has organizzato un gruppo de balladores e balladoras, in oghi in bene tutti, po' annos, e al mantesu viu su ballu i saida, che ischimmus che sos tempos de oggi non solo non si può cambiare la mentalità di su cantunz, ma vinzas su ballare, su stare vari, sal festas e mantenere vinzas so spasso de su ballu, sa qualità de sal manera de ballare de donzida è stata tanto importante quanto a cusso de su tenore. Quindi arraionammus quasi de sa matessi cosa che tenore e ballu poi andano pari, che su tenore tene de sa o che ballu. Sono parente, narà. Sono parente, ma gustrintos però. Sì. Contano l'esperienza tua, tanto de su gruppo de ballu, de come è nascita questa in cale annos e come è stato? Sì, tanto. Noi abbiamo cominciato negli anni 80, un vago pro passione, che abbiamo imparato a ballare tanto per vincere la saletta, tanto per vincere questo ritrovo, in cui eravamo in saida, mi diste da tre batto schimbe, chi aggrega in sorzovano, e in una di queste salette noi abbiamo imparato a ballare su ballo sardo. Vedi, questa passione più forte, questa passione naturale più forte di come che come sto nuovo più indotta dai social, da tutto questo Miguel, vide su un video, lo che trova questo pure, invece in cui noi abbiamo tutto questa cosa e quindi per questa passione naturale, che comunque chiediamo su, come te narrare, ma non vi proviamo, che è un po' che è una troppa consapevolezza di ciò che vogliamo fare, ecco, se date, veniamo 20 anni, quindi insomma, non fate un progetto a lungo termine, abbiamo cominciato pro gioco. Questo gioco poi si è trasformato, che poi è entrato a vero come una malattia, questa cosa, che quando entra ti circola dentro, a vero, quando entra sa musica tradizionale di chi entra da intro, non bilava che più a che locare poi. E quindi abbiamo cominciato a fare sprovas, sas primas sidas, sas primas esperienzias e questo narramos che una dessas cosas bellas dell'esperienza mia è che essir bides e bides cosa meda, ma pidu meda tenore, da pidu meda, che ogni volta che sia su tenore non manca mai, quindi la crustaia. E quindi poi in bidda su tenore bevi sempre, però narramo non bevi questa continuità. E tanto noi non siamo nati, ma siamo confinamos che in ora, confinamos che in orune, confinamos che in orotelle, confinamos insomma per tutto questa vita, in noi su tenore è forte, è praticato, ma noi siamo sul luogo giusto, ma noi sproittano su tenore noi spuro. Che su ballo. E quindi a bella non eravamo su, a cercato pure di giocare un ruolo come te narrare a bessa prima ore, a bessa contra, a bessa basso, quindi a bello, tra companzo, sono su come te narrare. E io che adesso non cantaia, però che adesso è sempre uno promotore per narrare, dai, provate che è bello, gusto e gustate. E effettivamente è partito su tenore, che narramos che non fa parte proprio di situazione nostra, però fimo tutto companzo, e quindi quando andare a un luogo
andaimo e tutti arvias che bisogna resessidos e vi orgoglioso di fare questo denaro che andare sul gruppo questo denaro non fida andare sul gruppo questo organetto fida una cosa fida assolutamente una cosa che l'ho sempre considerato su sa massima espressione, cioè su ballo accompagnato questo denaro è il spettacolo più bello che può dare la Sardegna secondo me a livello cioè chi è stato entrato in questa tradizione ischi di teste ma chi lo vede risulta è affascinato che noi ci siamo visti al continente e in carchi piazza che abbiamo ballato questo tenore maestro di musica mana nato a fine spettacolo anzi addirittura uno mi ha mandato una lettera tanto ci manda questa lettera scritta fui restato impressionato di questo spettacolo che abbiamo fatto e neanche si conduisse questo tipo di spettacolo poteva affrontare che l'esia palcoscenico talmente vidi ricco provvisse questa cosa questo mi ha colpito me da questo sono restato meda impressionato da questa descrizione data da uno da Evora no? Che poi mi via su questo saschi sarvoger neutra schi accrusta no? Che sono libera dai condizionamenti non era musica no è un bello conto chi è viniso scomponente del suo tenore che cantai anche in voi tanto uno è Saturnino che appunto ha sapito modo diventare di lui da Scantendi uno purtroppo è un vedale nostro che Antonello che non è più schinnosi e bevi Franco Denti che è scantante Franco Buru e poi bevi Antonello Pira tanto bevi che canta io e abbiamo fatto diverse sessioni dal continente che nisso e devo andare per me è orgoglioso come che via cantando vedo una cosa troppo poi però questa collaborazione che è finita no narramos poi tutto che voi diventa scusto un vago narramos che bada venta una difficoltà in questo senso a ballare a poterizzare pro tantos anni sul gruppo a imparare a una visita a ballare che si organetto sto un conto all'imparare a ballare a tenore è una cosa e poi te cioè narramos che se io cherzo dare un'iscala narramos però di difficoltà se uno bravo ballerino balla le posso dare un 6 ma se uno balla da N a tenore le devo dare 10 cioè su divario il medamanno che tanto bicchiere tu rigra meda tocca dell'intendere su tenore su corpo che era fetta sarfalata su ballo su una meda morbida che meda sorbida è un altro modo di ballare tenore è un altro modo di ballare è interessante meda su Ghiselnende e si bada differenzia al gai e questa differenzia spuro diventano una cosa importante da mantenere, no? E su senso che commente due narasa perché su sonette si balla in una maniera e su ballo i schimmo su questo puro che è scambiato i salbide sì. Sosanno sì. Finza proprio che sono cambiata a sassonata no? Sta vero. Forse se chi su tenore a barra da ballo sì no ma io infatti eravamo su balla tenore l'ho sempre classificato come una materia a parte non si dominerai da fare cioè se io devi aggirriare che facciamo su due ballo a sonette e poi ne dobbiamo fare un ballo a tenore devi cambiare la gente devi tutto una cosa cioè me da più impegnativo l'arso rigra non l'asa mentre il sorganetto resessia se uno da ferra da satra in cui loro invece si due vai a 10 persone, 20 persone, 20 persone de ballare pari poi su tenore e su ballo a tenore si pare più meda narramo fenta io la puoi dare poi non sono coreografo non sono master ballo non isco a te punto ma è fatto proprio che sia stato fatto un vago sempre che sentimento no? Come te la morvida un vago a su che d'indenia però quando si balla da tenore mentre su organetto poteva personalizzare di bruso, poter fuire, poter fare sul gioco, questo su tenore è un ballo serio, un ballo rituale, non poteva fuire al logo, questo deve fare. La ritualità di me, che era rispettata secondo me. Ascolta, una cosa sopra questo tema, mi pare intanto una domanda può affungare poi questo arreio. E no che
bene tutti, che non l'isco io, non sono capitato in sa festa e non isco, ma su ballo in pratta si fa che sa gente balla in pratta sì. festa. Sì, devo narrare che in un pacchetto di orgoglio che abbiamo contribuito noi spuro alla che storare a piazza, pure che abbiamo cominciato fin davvero se che vedono un pago andando tutto e quindi eravamo questo scaborda scandosinara da sul gruppo so che essini sì vabbè su ballo è bello su che si va in piazza no è scusso che si rappresenta di suo barco altrettanto azienda che sostenore e in parte sono d'accordo che in cusso che sutta di suo barco va più genuinità no questo non va dubbio però sul gruppo si hanno contribuito a mantenere assolutamente finta sul ballo in pratica. Assolutamente sul gruppo sono stato sempre un punto di riferimento in cui era premiato tutto sul gruppo di tutti i Vidas che hanno contribuito e come ti vimmo prima si vado un gruppo io su tenore ha più probabilità di fare qualche cosa che narramos este qualcuno che monta in questa tradizione e viceversa questo su Mattissi che si vado tenore una scuola di tenore e narrano bella questa cosa come ti vedi ascolta è in questo senso che non vada distanzia no? A Savino so sconto sono due cose che andano parisi sa cultura del subballo andiamo in terra come andiamo a Sasarda sì. E sa cultura del subballo in palco pochi bappa a differenza tene sa Mattessi raighina e in fondo non vado una distanza e non son ballos inventatos come capita in altri logos, in altri sistemi. Il suo nostro è sta berude gai. Sì. Cioè, finza su tenore che alza da parco, canta sa moda sua, vuole cambiare ad attendersi a si spettacolo di un palco, so tempo, sal nigel, spero zira. Cussu este. E poi sul gruppo sa parre il meu, certo. Pago bruso manco, vescussu. Quando si torna da terra, è possibile che commo. Poi mi piace da fare dare vinta del suo commo e del suo grasa, non solo del suo erisi. Sì. E massimo del suo grasa mi dia piace rapporto il fare dare. Diamo spottere, tornare a pesare sul ballo in pratta cantato a tenore. Tu ischi sos tenore canta la me da bo che ballo, però capita pagu debba boiare gente chi poi ballede. È una bella, per me è fattibile, nel senso che è legato secondo me a quanta sensibilità si resiste a muovere questa gente. Che sa bellezza ti bellezza, no? Se una cosa è bella e piace, poi quando se tu fai in piazza o come te visitante che si canta di sorzillire e su tenore diventa una cosa tua, la gente tua, tanto va che se non va organetto che prima si fa chi hanno, non beste su sonette. Facciamo la bocca, è più bello puro, Quindi sì, mi dia piacere me da deidere questa cosa. Come io cherzo ammentare proprio una cosa che abbiamo fatto, una fetta sopra di un'idea di Giampaolo, e proprio Giampaolo me l'ha proposta. Qual è Giampaolo? Giampaolo Sanna. Ah, Giampaolo Sanna. E abbiamo fatto un memorial. Abbiamo fatto un memorial pro Antonello Cortes su che è mancato. Quindi per noi è doveroso a lamentare. Più che dovere è proprio una cosa di sentimento che io da chi si è mannato, ma oggi nacchi, vimmo da canno che a ballare noi. Quindi quando mannato quisse nacchi, a bella facciamo nacchi a fare questa cosa. Nacchi. Però nacchi, tengo un'idea, facciamo la nacchi solo a bocca tenore, che è un organetto. Mi spieghi da e poi una brutta nonno. Come ho ponato però con imprudenza, come però vedrete nella sosatro. In cui badapito una cosa che mi fa che mi da piacere che a tutto canto scommentano inteso attività a fare, commenta non eretto subito. E quindi non siamo stati a bidere piano piano, abbiamo ripreso, abbiamo montito 20 gruppo de fora chi su balla tenore lo fin praticando proprio quest'altro e quindi abbiamo su 20 come narrare mancare che viene più o minore di noi sì però tutto gente dei iddas importanti che vanno su balla tenore sempre no? E si è stato un usero meda bello in questo senso che ha fatto idere canto si può fare a bocca e ballo quanta cosa si può fare non baia da sonette e non è mancato per nulla su zero ma proprio non è mancato per nulla. E questo potremmo serrare questa regionata nostra
chi si spera che questo non sia solo una cosa capitata una volta, ma che può diventare chi si impegna di tutto. Certo. Può diventare finza una maniera di cantare, di ballare, di stare parisi, di fare finza scultura nostra in salvida nostra, no? Assolutamente. Sì, sicuramente è una cosa che arzia sa qualità della cultura nostra. Questo. Grazie Almeda. Grazie a voi. E adios a tutto cantos. Azis ascoltado Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Pilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Pilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla è presentata de sas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo dorrau de Vonne, cantato da su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de Sardegna.